Allora, prodotti tipici anche del territorio, che cosa c'è? Allora, diciamo che d'estate abbiamo soprattutto i laghi, no, che ci riforniscono di anche pesce, che viene poi utilizzato in varie maniere nella nostra cucina, ma soprattutto intorno ai laghi, sia in fondovalle sia poi salendo, troviamo vari prodotti. Tanti conoscono sicuramente la farina valsugana, che non è una... Ah, è vero, sì, che non ci porta una polenta pronta come si trova già nei negozi, ma vale la pena proprio acquistare la farina autoctona, viene chiamata spin, è stata riscoperta, viene coltivata adesso sul fondovalle anche lungo il fiume Brenta e si utilizza per fare la vera e propria polenta, quindi quella che richiede un certo tipo di preparazione che si può mangiare con il formaggio fuso. Infatti col formaggio, l'erba cipollina, mi hanno detto che la sua morte con la polenta, non l'ho assaggiato però dicono che sia così, per esempio, per abbinare le due cose. Diciamo che con la polenta si usa anche tanto il formaggio fuso, ad esempio anche col radicchio oppure coi funghi, quindi ci sono tanti ristoranti che propongono queste nuove rielaborazioni del formaggio fuso anziché quello classico. Si può aggiungere la carne tranquillamente, quindi diciamo la polenta fatta alla vecchia maniera porta dei piatti veramente molto gustosi. Abbiamo poi piccoli frutti che troviamo l'estate freschi, ma che durante l'inverno si possono apprezzare sotto forma di composte, di marmellate, che si abbinano molto bene ai formaggi, perché anche i formaggi ormai si mangiano con l'abbinamento sia di mostarde, ma soprattutto di marmellate e di miele, un'altra produzione che c'è anche in Valsugana. E insieme a questi, diciamo, a un bel piatto ci vuole anche un buon vino, quindi anche in Valsugana abbiamo riscoperto una produzione che era molto fiorente all'epoca asburgica, quindi torniamo sempre a questo mondo di recupero asburgico, esatto. Era praticamente la cantina a sud dell'impero, venivano prodotti vari tipi di vino anche rosso. Qui ad esempio a Levico Terme dei giovani hanno ricominciato a produrre del vino locale e addirittura uno spumante che viene chiamato Lagorai dal nome della catena montuosa e che è stato fatto affinare una cantina d'eccezione perché è una cantina totalmente naturale. Vi domanderete quale è il lago di Levico. Cioè vengono messi sono state fatte maturare, diciamo, a 18 metri di profondità, perché in questo modo la temperatura rimane totalmente costante, c'è una buona pressione dell'acqua sul tappo. Sì, assolutamente, dei bravi sommozzatori hanno portato le bottiglie sul fondo del lago. Il risultato com'è stato? Molto molto frizzante, devo dire. C'è poi tutta la fase di remouage, perché è il metodo champenois, quindi c'è poi le bottiglie sono state portate, diciamo, fuori dall'acqua, c'è stata tutta la fase del remouage per poi arrivare al prodotto finito, che è davvero unico. Si può ad esempio gustare anche d'estate in occasione di un aperitivo direttamente sull'acqua con una barca elettrica. Caspita. Quindi a Natale, diciamo, durante il periodo natalizio si può brindare veramente bene anche per Capodanno. Infatti, no, bellissimo. Allora, dopo bombardamenti informativi su immigrati e referendum, fa piacere rifarsi gli occhi con dei paesaggi del genere, indubbio. Infatti ovviamente ogni tanto vi facciamo anche sorridere, vi facciamo pensare in positivo anche come staccare dalla realtà, perché effettivamente a pochi passi dalla regione del Veneto andare in Trentino Alto Adige e avere questi luoghi che sono raggiungibili in pochissimo tempo, perché per esempio da Padova quanto ci si arriva? Un'ora e mezza al massimo. Cioè, anche da Verona, poi siete vicinissimi, è veramente eccezionale. Parlavamo di attività sportive, no? Quindi d'estate sappiamo che sul lago si può fare di tutto di più, anche nuotare, e questo lo ricordiamo. Adesso d'inverno magari no, forse pattinare, ma non dipende dalla temperatura che si raggiungerà. E invece il periodo invernale, quindi mettiamo il ponte dell'Otto, che non ci sia neve, che cosa si può fare? Quando arriva la neve che cosa si può fare? Adesso non so se c'è, punto di domanda. Dai, per l'Otto c'è ancora un po' di tempo, sicuramente sulle piste ci sarà la neve e quindi per lo sci alpino... Perché voi siete attrezzati a spararla sempre. Sì, l'intera schiera è coperta da innevamento programmato, quindi neve naturale prodotta dai cannoni, e speriamo ce ne sia anche nel paesaggio, perché quel tocco di bianco fa proprio piacere all'anima e agli occhi. Se non ci fosse la neve, evidentemente le bike rimangono un'alternativa sempre gradita. Ormai gli amici bikers pedalano sempre, estate, inverno, anche sulle nostre montagne, quindi laddove non ci sia la neve i percorsi da mountain bike saranno sicuramente percorribili con le mountain bike, che possono essere affittate anche
anche in località. Una bella salita al Monte Cornetto, che è una delle cime più alte dell'Alpe Cimbra, dove stiamo preparando un programma interessante sia per gli amici ciaspolatori e per chi ama lo sci d'alpinismo. Infatti, grazie a un gruppo di volontari della zona dell'Oltresommo e di Carbonare è stata ripulita una vecchia pista, una pista storica degli anni 50, e quindi chi ama le ciaspole o ama lo sci d'alpinismo, partendo da Carbonare arriva sulla cima del Monte Cornetto, dove si apre un panorama incredibile. È un luogo dove l'unica costante è il silenzio e la natura, non c'è nulla, quindi portatevi via i panini, l'acqua, perché lì non trovate nessun rifugio o malga, quindi andate via attrezzati soprattutto della voglia di stare in compagnia con il silenzio. Noi come azienda per il turismo organizzeremo alcune escursioni con le guide alpine proprio nel periodo di Natale e Capodanno, faremo un raduno per gli amici dello sci alpinismo a febbraio, stiamo decidendo la data. Il consiglio poi, soprattutto se non siete particolarmente esperti, è di rivolgervi alle guide alpine per queste escursioni o di lasciar detto che state salendo in questi luoghi, perché ripeto, però sono segnati, cioè per andare con le ciaspe su al il percorso Cornetto. di fatto è battuto da tutti quelli che salgono con le ciaspole, e già nei percorsi tradizionali che portavano al Monte Cornetto, se qualcuno ha occasione la sera di passare in prossimità della pizzeria Keizel, che è un altro dei tracciati che porta da Costa verso Cima Cornetto, si vede una fila di luci che salgono, che sono tutti gli amici alpinisti che vanno con gli sci d'alpinismo e le pelli di foca in quota, o i ciaspolatori, perché la sera è un momento veramente suggestivo. La partenza dov'è? Allora, una partenza è da Carbonare, proprio vicino alla chiesa di Carbonare, e l'altra invece è dalla pizzeria Keizel a Costa. Però quando c'è neve il percorso è chiaramente delimitato da chi è passato prima, e vi assicuro che sono veramente tanti, perché si arriva su questa piana dove gli unici incontri che potete fare sono i camosci. Io ci sono stata non più di 15 giorni fa, me ne sono trovata 25, li ho anche contati, che si fanno anche avvicinare, proprio perché è un luogo dove l'uomo non ha creato disturbo. Circa la tempistica, andata e ritorno. Allora, una persona che fa sport normalmente, insomma, in circa 2 ore arriva su. Gli alpinisti bravi forse anche un po' meno, sono 1000 metri di dislivello partendo da Carbonare, altrimenti se la si prende con un po' più di calma. Insomma, dai, mezza giornata si va e si scende anche con le ciaspole, ma si arriva in un luogo di una magia incredibile. Poi per quest'inverno ritorneranno le nostre amiche Fat Bike. Un attimo che leggiamo il messaggio, che dopo sennò mi scordo, se gentilmente la regia lo rimette in onda, che vediamo, che non sono riuscita a leggerlo. Non c'è niente da fare, avete delle montagne che sono la fine del mondo. Ci sono andato quest'estate ed è stato un piacere per occhi, salute e palato. Ecco. Grazie al nostro telespettatore. Ma devo dire che la prima testimonianza anche della bellezza della nostra natura è data dal parco Canò Levico, dove hanno degli alberi secolari. Infatti, ma sulla stessa non lo sapevo proprio questo. Ma sulla stessa Alpe Cimbra abbiamo un albero che è l'Avezza del Prince, è un abete bianco ed è uno degli alberi a livello mondiale. Si trova in località Malga Laghetto a Lavarone, c'è un percorso, e pensa che per circondarlo ci vogliono almeno 7 persone, ed è considerato uno degli abeti bianchi più vecchi al mondo. Quindi questo sta a significare proprio la qualità dell'aria, delle condizioni climatiche, perché altrimenti un albero non sopravvivere. La stessa numerosità degli alberi, degli abeti, insomma 700.000 li abbiamo stimati, quelli grandi, senza contare i piccolini, sono tanti, quindi garantiscono un ricambio. Poi sono alberi altissimi, questo significa che l'aria è pulita, quindi il valore aggiunto dei nostri territori è l'aria, che oggi credo che sia la cosa più importante che chi vive nelle città sta cercando, e raggiungibili in pochissimi chilometri. Diverse persone anziane proprio hanno segnalato questo: andare a prendere una boccata d'aria, respirare, staccare col traffico, il caotico, la situazione, però senza andare lontanissimi, che magari può essere anche difficile. Sì, sai, certe volte sembra, noi ci diciamo dire sempre che l'aria è buona, cioè diciamo sempre le stesse cose, invece riuscire a mantenere l'aria buona e delle condizioni ambientali importanti, quelle
che siamo in grado di offrire fa veramente la differenza. Ci sono in questo località momento di montagna dove l'aria è tutt'altro che buona, purtroppo. Allora abbiamo detto biciclette, fat bike. Prima delle fat bike, la bici elettrica assistita, ne avete ancora anche durante il periodo autunno inoltrato, inizio inverno? Allora, come dire, se non ci dovesse essere la neve, ma faccio, come dire, i dovuti scongiuri, le e-bike sono a disposizione nei noleggi. La prossima volta che veniamo vi diamo anche conferma se avremo le fat bike a pedalata assistita, perché stiamo lavorando con una ditta per avere anche la fat bike a pedalata assistita, quindi per muoversi ancora più agevolmente sulla neve. Poi per i nostri bambini invece abbiamo le bike strider a lavarone, quindi queste piccole bici senza pedali, utilizzano il tappettino come mezzo di risalita e poi scendono sulle piste con le biciclette. Che bello, si divertono un sacco anche i bambini in casa. E invece per quanto riguarda le fat bike, ci sono dei percorsi da poter fare dove si muovono? Allora, i percorsi che noi andremo a preparare sono 3 e trovate le cartine, le tracce GPX sul nostro sito che è alpecimbra.it e questi vengono preparati. Dopodiché ovviamente la strada piuttosto che sentieri molto semplici, dipende molto anche dalla condizione della neve, perché quando nevica molto o il percorso è preparato oppure anche se si ha la fat bike non si va avanti. Quindi questi 3 anelli che noi promuoviamo sicuramente li trovate esattamente come nelle immagini, quindi si va molto bene con le fat, sì, perché sono battuti e quindi scorrono. No, la bici galleggia, infatti la ruota è grassa, proprio come dice il termine fat, e questo fa sì che galleggi sulla neve e ha un'aderenza importante perché è nello stesso tempo molto, molto larga. Ma è molto faticosa? Devo dirti di no. Cioè, dopo, insomma, se uno non è abituato ad andare in bici è inutile dirgli che è come andare con la bici normale, però con questa sensazione molto particolare di essere sospesi sulla neve, perché proprio questa ruota larga ti tiene sollevato dalla neve, creando il minimo attrito con la neve stessa, quindi bello da provare con una bella giornata di sole, dopo una sciata o se un giorno non si ha voglia di sciare, sicuramente un'ottima alternativa. Poi, ricordando quanto ci avevano chiesto, i percorsi leggiamo il primo messaggio, confermo, l'aria è una cosa fantastica, per farvi capire, quando passava un'auto dava un fastidio al naso incredibile, cosa che qui in città non te ne accorgi neanche, ed è vero. Ai noi. Ci sono percorsi scaricabili tanto di sci nordico quanto già dalla pianura, in modo che uno si renda conto come funzionano le cartine, un po' perché uno si possa orientare. Allora, e quindi è qua tecnologia applicata, perché voi avete anche un sito. Sì, noi abbiamo un sito che è alpecimbra.it, dove trovate le indicazioni sia per quanto riguarda le piste da sci alpino, per quanto riguarda lo sci di fondo e anche le bike. Nel caso delle bike, ma stiamo procedendo anche con le piste di fondo, abbiamo un'app che è Outdoor Active e da lì potete scaricarvi tutte le tracce anche della Valsugana, proprio perché aderiamo tutti a questo progetto di Outdoor Active. Quindi anche Valsugana. Valsugana cosa si può fare? Allora, si può fare un po' di tutto, nel senso si può anche sciare. Ecco, si può anche sciare. Assolutamente, noi abbiamo 2 stazioni sciistiche piccoline rispetto, diciamo, ad Alpecimbra, ma perfette per le famiglie. Perfette per le famiglie perché offrono la possibilità di sciare in totale tranquillità, lontano dalle mete, diciamo, turistiche più frequentate, su piste sicure e anche perfettamente innevate, perché anche noi abbiamo l'innevamento garantito. Abbiamo 2 stazioni che si chiamano Panarotta, a 15 km dalle Vico Terme, quindi dal mercatino asburgico, e poi le Funive Lagorai verso il Passo Broccone, la zona più orientale della Valsugana, sull'altopiano di Tesino. Lì abbiamo anche la possibilità non solo di sciare di giorno ma anche di notte, poi ci saranno 2 serate di mercoledì e di venerdì dedicate allo sci notturno con 3 piste perfettamente illuminate. Si può abbinare lo sci notturno con un'ottima cena in rifugio oppure con aperitivo, perché no, in compagnia. Questo assolutamente. Per i bambini in particolare poi ci sono rispettivamente sulle Funive Lagorai il parco Schilandia con gonfiabile e scivoli proprio per il divertimento dei più piccoli, e in Panarotta durante le festività natalizie avremo anche un baby park gestito dalla scuola dei maestri di sci, quindi anche lì per il divertimento dei più piccoli, oltre allo snow park in entrambe le destinazioni per
i ragazzi che vogliono divertirsi un po' di più magari anche con lo snowboard. Assolutamente. E dopo passiamo, adesso andiamo in pubblicità, poi passiamo naturalmente allo sci, quindi vediamo quali sono le novità della stagione, oppure rinverdiamo un po' le conoscenze per tutta quella che è l'offerta per gli appassionati dello sci e anche dello snowboard, che ce ne sono tantissimi, le scuole di sci, poi dedicheremo anche un piccolo capitolo, ma poi lo riprenderemo alle persone con disabilità tra poco.